Inaugurato stamani il nuovo padiglione sanitario all'interno dell'hotspot per l'accoglienza dei migranti, incontrata caos a Porto Empedocle. L'Associazione dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Paolo Palmisano, nell'ambito delle iniziative a carattere sociale che hanno da sempre contraddistinto la propria azione, ha donato l'attrezzatura specialistica indispensabile per garantire un buon funzionamento dello stesso padiglione, per un valore complessivo di 15.000 euro circa. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il prefetto di Agrigento Filippo Romano, i responsabili del comitato provinciale della Croce Rossa di Agrigento che gestisce la struttura di prima accoglienza e il presidente dell'associazione Palmisano, l'ingegnere Filippo Napoli, con i soci della stessa associazione. Noi teniamo molto ad assicurare condizioni di umanità e di sicurezza nell'ambito dell'hotspot. Questo, come tutti sapete, è un hotspot nuovo, è stato realizzato lo scorso anno per evitare il ripetersi di eventi incresciosi come quando con più di 1.000 persone, 1.000 migranti contemporaneamente presenti presso il molo del porto di Porto Empedocle non si riusciva ad assicurare un minimo di servizio, tanto che alcuni si allontanarono, cominciarono ad andare a chiedere aiuto in città e fu veramente un momento molto negativo. Ne siamo usciti, possiamo dirlo, vincitori grazie alla collaborazione della Croce Rossa che ci collabora ampiamente sia a Lampedusa sia a Porto Empedocle e grazie al fatto che con l'autorità portuale si è trovato un accordo per individuare un'area idonea e sicura per poter realizzare una struttura dignitosa. Oggi questa dignità si accresce di un ulteriore aiuto, grazie, devo dirlo, no? Sì, certo. Lo dica lei, alla fondazione che lei rappresenta. All'Associazione Dipendenti Paolo Palmisano, che rappresento, sono l'ingegnere Filippo Napoli. Che sono i dipendenti della provincia. Della provincia, sì. Oggi che è un grande ente, perché le province hanno rappresentato nell'ambito del mondo degli enti locali italiani grandi enti pieni di capacità tecniche e operative. Che purtroppo negli ultimi anni sono state un poco messe in ombra, ma che invece sono importanti. Ecco, i dipendenti della provincia raccolti in fondazione oggi regalano alla Croce Rossa e quindi anche a noi l'arredamento interno che nasce da un'idea che abbiamo avuto noi dipendenti della pubblica amministrazione, quindi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, perché noi da tempo abbiamo un'associazione che abbiamo intitolato all'ingegnere Paolo Palmisano, che purtroppo è morto in una situazione tragica, era il nostro dirigente tecnico. Noi i dipendenti abbiamo creato questa associazione e abbiamo deciso di mettere da parte una piccola somma con il nostro ufficio ragioneria, proprio da destinare ogni anno a occasioni come questa, quindi dare la possibilità a chi ha bisogno di avere un aiuto da parte nostra. Ecco, sono i nostri risparmi che oggi vengono utilizzati qui in questa bellissima infermeria proprio adibita ai migranti che purtroppo raggiungono il nostro territorio. È un'idea che abbiamo avuto noi di dipendenti, ma che abbiamo elaborato grazie ai funzionari della prefettura, è un'idea anche del prefetto che ringrazio. Sì, questo centro si attrezza di altre strutture, di altre mezze sanitarie che grazie all'Associazione Palmisano, e voglio ringraziare pubblicamente l'ingegnere Filippo Napoli e tutti i soci per aver donato queste attrezzature che ovviamente io dico sempre spero di non poter utilizzare per i migranti, però ci danno la possibilità subito qua presso l'hotspot di fare controllare le persone, non ci sia necessità di portarle al San Giovanni di Dio. Nello specifico di che cosa si tratta? Quali sono i mezzi? I mezzi sono per esempio il ventilatore, la possibilità di fare l'elettrocardiogramma, queste sono le cose fondamentali che veramente fanno sì che non abbiamo la necessità di portare, come capitava prima, le persone al San Giovanni di Dio e quindi anche diminuire l'affluenza presso il nostro ospedale cittadino. Ma purtroppo, ripeto, quando fanno queste grandi traghettate arrivano che hanno bisogno delle cure necessarie, però non sono cose drastiche e drammatiche. È capitato per esempio l'altra volta che c'è stato un signore che ha avuto un infarto e grazie all'intervento del nostro medico e del nostro volontari che sanno fare il sanitario l'abbiamo portato subito all'ospedale San Giovanni di Dio